E se zistorrado so, amico de Mamma Sardigna, e no che in questo luogo de cultura, che è la biblioteca del suo convento de Santa Maria de Bellè, de Betlem, in no che in sa città antica de Tattari, a fa che noi si be sempre sul luogo, ue istana, sol frades franciscanos, in no che in Tattari. E dei te vai damus, una puntata particolare, una puntata speciale. Una puntata di cose manigare, non solo però, amico del Mamma Sardigna, ma una puntata di gente, chi vuole tripagliare, chi vuole amare sul luogo in cui vivono, in cui istana, finalmente a insumare, con il mare del Lampiano. Sì, amico del Mamma Sardigna, siamo sul territorio del suo comune di Tattari, andando che da Gudala, andando che a mare, a Lampiano, un luogo di spanto, di bellezza, di questo profumo, di suo mare e di sa terra, e noi vivono sos amigos di questa associazione, di questa borgata di Biancareddu, femmina già, quasi tutto femmina già sono. E l'abbiamo incontrata, abbiamo fatto su pane della tradizione della Sardigna, abbiamo fatto pure un bello, come narrare, momento di convivialità, di amistà, può fare dare le altre cose al buono e manigare, e finalmente da poi siamo andati in su mare, in quel luogo meraviglioso che è Lampiano, con tutta questa prenda e oro che è cosa di sumanico che hanno fatto, e tanto venite con noi in questo viaggio, in questo luogo di spanto che è il Biancareddu. In Biancareddu, in Noghe, in questo luogo di spanto, in questo luogo di natura, di ambiente, di cose manigare, cada in Noghe, in questo luogo di trigo, come te potete desidere, in Mamma Sardigna noi raccontiamo uno picciocco, un giovane, una famiglia di lavoratori della terra e finalmente con i suoi animali. E Gaetano Piras e Noghe, ti salutiamo e ti narramo grazie per questa ospitalità in questo che è un luogo di domo per te, per narrare. Tanto, chi sei tu e te vaches? Sa famiglia tua e te vaghe e noi siamo, che su manco cominciamo a raccontare. So schiabbai da dare desaterala dessa telecamera. Sono Gaetano Piras, sono un studente di sistemi agrari, sono bigliente da magistrale in sistemi agrari e sono già laureato in scienze e tecnologie agrarie. La nostra famiglia ha sempre lavorato in campagna, in Biancareddu, siamo proprio in proprio la bunta di Ranurra e abbiamo sempre lavorato prima con babbo che a Via Ribeguri, poi abbiamo ciambato e Bolsuri Vacchi e dal 2019 ha già aperto l'azienda mia e ha già imparato di seminare trigo e di tratta piante di frutta. Siamo in mezzo a questa danca di trigo, questa è una varietà si chiama Maestà,
è una varietà laziale, e da sciuvarada proprio in pari con Rumorino, che da poi l'azienda a cui rupindimmo, per fare minestra. Chi sono questo? Sì, sono Monino Galleu. Deotieri sono questo, che trattano su prodotto no, finito, no, poi lo fanno in farina, no? Esatto. E questo appunto è una varietà che si chiama Messà, una varietà che viene da Orazio e serve proprio per fare la minestra. Un'altra varietà che abbiamo appunto parlato di seminare e di punire appunto in tanca è lo Chardana, che invece è una varietà gialla. Un nome antico, asseverato, no? Esatto. De guerratore anticolnuragico e fizzol de gudonuragico, cosa bello. Che sono rudrattani da voi per fare urbani. Tanto due scendenti che a noi si scendente che bada di qualità può fare più su di una cosa, del suo prodotto finito, e un'altra qualità magari più su un altro, no? Può narrare. Giusto. Ma questa è la qualità, cioè la natura del suo trigo, no? Cioè come è che funziona da suo trigo, come te pianta e come te, no? Su chicco smattessino del trigo a Sciavine. Cioè resistenza, no? Si la fa che te bighere del suo clima, del suo ambiente. Uno paga di questa cosa. Prima di tutto abbiamo di fare come si semineggia e quando si messa. Come noi oggi siamo in lampada, quasi a metà delle lampada, e fra poco, su mese che entra da due fa che sa, no? Sa messatura. Esatto, questo avremmo di messa sicuramente a riprimi di driura. E invece del semine come ti viene prima? Lo semine, noi pigliamo lo semine, conciato. Da voi vedremo cosa vuol dire a conciato. Lo poniamo in terra, lo seminiamo, dipende sempre dall'annata, quando faceva, si faceva prima o da voi, ma il periodo in cui si semineggia più o meno anda da Sant'Andrea fino a Capitanno. A seconda dell'annata e della varietà di Rodrigo si può pure seminare i primi di gennaio. Tanto può narrare a chi magari può narrare in Sant'Andrea, che narrare da voi su mese dei Capitani e su mese di Santo Bainzu, quindi siamo in italiano si narra da novembre, e se è nato Capitano può narrare su primo anno, no? In Bennalzo, può essere un pago più su da chi magari non conosce bene su Dattareso, può ve lo fare scomprendere. Scusami di questo passaggio, ma che a su manco si comprende il mezzo. Tanto in questo mese se va questa semina, ma a Sciavine come si fa chi da Santica, questo fisso al mese, no? Esatto. Sciamba solo che prima magari si seminava a mano, si arregava la vettura, si poneva Rodrigo la vettura e si lampava così a mano. Invece avevamo i trattori e i macchinari nuovi. La tecnologia sicuramente sta dando una mano. Da poi di questo mese se piano piano su trigo comincia a bessire piano piano. Esatto, da poi il tempo finale proprio dimmo sicuramente in lampada un triura, quando da poi avevamo di missarlo. I problemi principali sicuramente sono quando faceva. Si troppeva o si faceva appunto in inverno, da poi non si può entrare a seminare, oppure quando faceva i primi di stio o in brano. Sicuramente in brano quando faceva o basta solo che mudineggia si magureggia Rodrigo e tanto non si vede più. Non qualche problema di trigo, c'è maladia, c'è fromma, c'è tu e Sara, no? Hai telecamere studiate, ma ci ha fatto vedere una cosichetta, ma non dando dei test un paio di questo rischio, no? Può narrare di questa spianta. Sì, il problema sicuramente principale, come ti ho detto prima, è di poter immobiliare un'ippica e che si faceva appunto in brano o i primi di stio si può aggattare un
un'umidità assai alta, se non si bassa il vento va a farla asciuttare un po', siamo fa vedere esempio di ripiega, se non l'asciutta un po', da poi appunto come ti ha giusto si mugureggia e si va sicuro. Che si chiama vulpittura del grano, vulpittura appunto di Rodrigo. In termini tecnico-scientifici, no? Esatto. E sostanzialmente poi si ammodigheggia o si va sicuro. A dentro buru, potremmo vedere che si va bene scuro. In camera. Sì, tenere il raglione. Canaramus, ammentamolo, questo è trigo biologico, non è ste... Noi siamo in biologico, esatto. Noi siamo in biologico e non possiamo trattare prodotti di sintesi, come ti si dice comunemente chimici, ma si chiamano i prodotti di sintesi e allora siamo così. L'unica cosa che possiamo fare, come ti ho detto prima, sicuramente è che si conciare il seme. Raggoncia, altro non è che trattare il seme prima appunto di seminarlo, prima di bunirlo in raddanca, con dei prodotti sempre biologici che andano a difenderlo appunto da diversi tipi di malattie. E ha fatto bene proprio narre torra biologici, che narre che oggi si tenete, no, un prodotto come te si tocca, da naturale, non chimico. Non posso giusta chissà che cosa, e bisogna allunare noi di Mamma Sardigna a incontrare gente come te proprio per questo motivo. E questa è una cosa importante ed è un complimento in più per voi, no? Che noi pure possiamo fare. Tanto comprendiamo che non è facile mantenere questa attività di tanti problemi. La produzione come in testa da voi, e non che canto deteniamo che diciamo in noi, ettaros. Noi abbiamo l'azienda nostra so 70 ettari più o meno. Abbiamo appunto preparato di seminare midai circa 30 ettari a trigo e gli altri 30 ettari, 40 ettari abbiamo posto una bacca in braniri senza trattarli, cioè lavorato e basta. Una bacca abbiamo seminato favi e piselli. Che si viene da voi per dare sostanza, per aiutare. È una cosa che si chiamaria prima, si immagese, come ti si chiamaria prima, adesso, no? Che si rotaia, che si fa la rotazione del scampo, no? Come ti si fa prima. E difatti noi andiamo su un poco anche, magari pure cominciato a fare dare di qualche cosa antica, no? Che si fa e questa è una delle cose che fa antica. Noi abbiamo fatto qualche cosa di tradizione popolare che bisogna che si fa antica. Questa è un'altra traccia dell'antichità. Se tu hai narrare qualche cosa di altro o noi ci spostiamo in un altro luogo di questo campo e da poi continuiamo a fare dare e ti devo un attimino insomma preguntare del suo prodotto finito, no? Dite amo un vagonato, no? De farina si fa che gude, da guardate la qualità si fa che la farina può pane. Da poi vediamo un vago pure adesso spane se di altro. E mi narra qualche cosa che dà ancora di attive. Bene è andata. Perfetto. Come piano piano noi, tu mi pone a facca da bissire dai noghe, no? E io penso fatta a te e andiamo a guardare. Andiamo su, vai. E tanto Gaetano, abbiamo scambiato logo, ma sempre di trigo in noghe bestie, siamo facendo sempre di trigo, ma parliamo in Toscana, eppure siamo in Biancareddo. Biancareddo è un luogo che magari, non so, gente meda non conosce gai, no? Che siamo forse troppo a fare a Stintino, se la gente abbaia a Stintino, può andare a Stintino, no? A sumare. Ma non che bisogna dai meda, boisi, uomini e femmine a travagliare, e te che andare a travagliare e vivere in noghe. Ammettiamo sempre appunto che Biancareddo è una frazione di azienda di Sassari. È un bel luogo, da verità, è bello vivere a che siamo sempre a contatto con la natura, siamo faccia a faccia con questi che sono i problemi appunto di leva, di rosori, rugati, in tutto canto.
Travagliare in Nurra, un giovane che ci pareggia appunto di aprire un'azienda in Nurra è difficile. È difficile, difficile sciupare che è un modo di vivere, cosa. Deve tenere la passione a vero, la cultura familiare finalmente, se non sbaglio, no? Può narrare. Esatto. Noi siamo da generazione che lavoriamo in campagna, come ti ho detto prima. Bigiaio aveva una manutenzione di terra, appunto da poi ha passato a questa passione a Giaio che si è mandato da babbo. E oggi io so chi manda a Dananzi questa tradizione, questa passione, e piremmo solo che potremmo avere un futuro. Beh, tu poi tenete finalmente questa esperienza come delle università, dei studi, dando questo che è una remeda. Forse noi potremmo narrare sul giovane che abitano che la passione, l'amore per una cosa ti deve giungere proprio, no, a continuare, a fare, no? E che sul giovane magari sì che sono andando da questa terra. Grazie a Gaetano, un augurio umano prodotto e toccando questo trigo un pare a me e tenere a Gaetano, tocca questo trigo un pare a me se con mano so. E che è stato buon augurio, noi se nos aumentiamo in tante le nostre signore delle grazie che vi chiamata sa Virgine de Spigas. E vi salutiamo con Mamma Sardigna, con Gaetano Pira, che dell'azienda sua, della famiglia sua. Torrate bocche e toccate con mano questa cosa biologica, questa cosa naturale. Vero Gaetano? È la cosa più buona. A un'altra volta, un saluto a tutti. Arrivederci Gianni. Ebbene, benvenuti in questo appuntamento di Mamma Sardigna e noi in Biancareddu, in questa speciale puntata potremo narrare di cose mandigare, di cosa buona. Siamo in compagnia di questa bella gente di noi in Biancareddu, che potremo narrare una idda piccocchedda, no? Tattaresa, del Tattari, in territorio tattareso. E noi che gente che trabaglia, gente che ama questo luogo, a far consumare una bellezza, ma già lo faremo vedere fra poco. Ma noi che in Biancareddu stiamo facendo su pane e altre cose non possiamo fare. Vero Giuliana non vuole di noi che costruinesa se sue, ma noi che siamo con tutto di questa associazione, di questo comitato potremmo narrare di noi. E tanto, grazie a questo invito, noi siamo contenti di essere in noi. Prego, e noi siamo contenti che siete bene, lo so. E tanto, siamo famiglie subane. E cada è in Biancareddu. Voi siete dell'associazione. Dell'associazione culturale Borgata di Biancareddu. E te fate, dite, voi preoccupate di noi? Noi ci occupiamo un po' del territorio, delle tradizioni, di tenere pulito sul luogo, dell'abbellire sul luogo. E poi noi siamo ogni tanto in banca a manigare, a preparare cose. Come e poi, pure come te, e poi noi siamo in banca e la manighiamo pure. Questo luogo è, io che vivo praticamente da quasi 30 anni, ed è un luogo di mare e di terra. E noi che appunto Giuliana che vada su mare, siete su mare da noi, che da poi lo facciamo vedere pure, andiamo a fare un giro a mare noi, se no sempre vedendo di questa cosa. Ma tanto terra, mare,
Pasculoso, Belveghes, Belveghes, Baccas, Bittelloso, calchi aineddu, canes. E però faidiamo de trigu pure. Faidiamo pure de trigu. Capo fortuna, calchi giovanu e scominciando a riprendere un po' questa tradizione. E non che bisogna narrare che comunque su terreno è difficile che più è pago. Quindi l'agricoltura ha nessun problema suo. È vero. Sospicciocco che oggi sono avvicinando all'agricoltura, che erano premiados e aggiuados. In maniera tale che giuttano adenanti questa tradizione. Noi da anno passato, che Gaetano ha seminato su trigo, poi non l'ha regalato, da che è stato molito, non l'ha regalato e abbiamo fatto su pane, da su trigo e biancareddu. Quindi la soddisfazione è stata, oltre che fare su pane, quindi riprende questa tradizione, non divertire facendo queste cose, utilizzare un prodotto che è locale. È vero. E poi c'è questa, questa cosa della ventomare, del trigo e dello bistare un pare a fare l'associazione, deve fare date finalmente su social, come ti si narratore, e tenete questo biancareddu si racconta tanto che narra che fino a questo balconetto multimediale, no? È in un momento può fa che bidere che no che bazzente, chi che fa che conosca tutto, sa bellezza di questo luogo, sa gente, voi c'è tutto che no che bistate e tanto Giuliana abbiamo sfaidato questa associazione, dei te vaghites, prima di entrare a fare di questa prenda oro, di questa bellezza. Presenta le colleghe tue che sono in noghe a tribagliare, insomma, a giocare e pure insomma, a fare dare, poi pian piano, no? Cominciamo a fare dare. E beh, scelto. Tanto. A sinistra questa è Maria Polcheddu, se mestenese ma che sta in noghe da tantos anni e issa tribaglia su pane. Bene, in noghe? A sa destra veste Paola Rassu, commassadora e tribagliadora di pane e di altre cose pure. Silvana Rassu. Bene. Lucia Pisanu. Cristina Loriga e Anna Rassu. Bene. Tutto con massadoras, tribagliadoras e Silvana è preparando pure su furro. Poco che poi, sa cosa buonas, che non siamo pure assaggiare pisattare. Mi sei già fattendo proprio di entrare in un luogo decisamente manichende e godinde di questa cosa. E come godimmo del suo lavoro di Salmano il vostro, e cominciamo piano piano a fare dare it bade noghe e commente cominciamo a fare. Tanto, in nome che è pasta madre, che l'abbiamo fatta noi in domo, te ne battol di gannoso. La pasta madre è un lievito naturale, che serve per fare su pane, che si usa anticamente. Esiste in pasta madre pure di 200 anni, che la gente si rinnova ogni volta. Tant'è vero, noi la usiamo stotta ed io in domo dopo lasciato un piccoletto piccoccheddu che ha da servire può essere utilizzata in lateral volta che andiamo a fare su pane. Bello, bello medo. Questa poi la dividiamo e la dividiamo in tutta la simula che stiamo usando. Bene. E noi che abbiamo poi vabbè. Sa simula. Certo. E poi in noi che è sa madrighe. Sa madrighe. Importante meta. Che è un diverso tipo di lievito. È fatto in maniera diversa, è posto un piccolo di pasta madre con sabba e aggiunta simula. Questa si prepara dai notte prima e questa invece abbiamo cominciato a lavare dai 2 giorni il fagete, che la deve ogni volta rinnovare fino a quantitativo che serve. E questa invece si prepara su notte prima. Poi abbiamo finalmente selto abba, sale, sa simula e poi sa gente che tribaglia. Bisogna so scanneddo. Che abbiamo a fare pure su pane. Difatti, quale pane si fa? Quale oe faghitese? Faghiamo diversi tipi di pane che si usano in noghe, ma è un po' misciato pure con su meilogu meu. Certo, c'è tradizione in noghe. Esatto. E tanto? Sa tintura, che da noi è sa cocca, poi faghiamo sa moddigato, su pane rosso, sa l'oregato e sa spianata. E sa spianata. E quindi... Tanto siamo mattesi intro a sa tradizione salta. Esatto. In noghe finalmente c'è biancareddu e tanto abbaitate a noi, sì. Anzi, a Issasa, devo abbaito, e da poi manico, assazzo. Bene, non che tu sei cominciando a trivagliare. Ti sei sfattendo, sei seguendo un piccolo... Un piccolo di pasta madre. Poi a cominciare alla trivagliare. E la cosa un parese a sasimula. Bene. Devo pensare un poco più lontano che ti ho fatto trivagliare più tranquilla. Ecco qua.
Perfetto. In su mentre invece Isa, Paola e ponendo sa madriga in mezzo a chi becchi lo desimula. bello, bella cosa. Noi sì, abbaidiamo sa manualità, sa attenzione che biccherete. Poi questa che si può dare richiesta un'alte di abbero, salte non solo di manicare, salte di fare come una creatura, vero? Eh sì, a Savine è una magia, no? Noi vi ponimo, in mezzo a Savarina, vi ponimo questa cosa, quando uno va che lievito, e poi sa che sul resto. Come tenere sul bezzo, cioè prima, ma mi pare che si faccia finalmente a rughe, insomma, si faccia no? Sì, vi tu segnale. Caffè, cosa benita, da bere. Sì, sì. A Savine pensiamo bene, su pane, su fondamento della vita possiamo narrare, no? Senza pane a Savine non possiamo vivere. Si manca su pane. Del suo lavoro di uomini e femmine sì. in suo campo. Mamma mi raccontia che dai Vipicocche, dai 7 anni, so vidi con nonno in Cosoine, in Putumaggiore, e aggiuiana a isalgare una riada, aggiuiana a falciare su trigo, e fide una festa, canta iana, prega iana finamente. Fide una festa cantando baia pure fame, e quindi da che tu eri se sia a messare su trigo e a ti fare sa provvista tua, ragazzi, vedi una... È vero. Asciutta su sole, sì. su caldo. Ma infatti io da che mi penso, Naro, ma che vita fa chi? Eppure, anche tu non che tornare a questa vita. Sì. Sì. Abbaidiamo su a Paola come estrivagliente con alte proprio. Bello. Sono un modo diverso di fare su pane. È vero. Come questo deve fare cosa tintura. Sì. Come devo piano piano a samuta meccando dai noghe e poi ci abbaido. Tanto no che sì, siamo fattenti su pane, bella cosa, ma no che pure uno pulchedda poi tu, vero Costanzo? Sì, Costanzo Piras? Costanzo Piras, sì. Ma tu mi fai da sentata reso come, vero? Ammentadindemi. Tu sei su babbo di Gaetano che noi siamo già... Io sono babbo di Gaetano e che siamo nati noi che fa vedere mo. Selto, che noi già con Gaetano abbiamo visto che, insomma, poi su trigo e tutto, e tanto in puntata ci e tutto. Come? E te facciamo su? Le abbiamo questo bello pulchetto che abbiamo visto che sarà preparandolo, e tanto, mi pare che per pure Gaetano, vero? E tanto Gaetano, tu lo devi giocare in noghe,
Narrami di questo pulchetto intanto, Costanzo. Questo è un pulchetto, un pulchetto della zona, Di Ranurra di no. della Nurra, che sembra il cuore della Nurra di Sì. Biancarillo, Sì. e tutti, anche le signore, che fanno bene noi. Selto. E oggi abbiamo la festa tutte quante pari con questo buchetto allevato Bene. in zona, allevato con Rodrigo che noi piantiamo e semeremo e diamo l'animale Bene. originale. Voi siete di un'azienda, no? Pira, siete Esatto. tenete finalmente animali, siete sempre in Noghe, Esatto. in Biancarillo. Noi abbiamo sempre animali, l'azienda sempre a Biancarillo Bene. e siamo tutti. Bene, travagliatori se siete in Noghe. I rabbredda bianca, i Noghe, in Biancarillo, siamo. Amici di mamma Sachigna, siamo un pari a Costanzo. Sì. Pirino, Sì, sei duro macro di che cosa. Tommaso, questa cosa oggi so io. E cos'è che cosa? Questa cosa è una beura che abbiamo che noi non fuori da frutto e tanto abbiamo pensato di farsi la burrito. Per fare questa festa che oggi siamo in festa. Vedi, questa occasione è per un momento giusto di E a Godzilla. noi si fa i piaceri e ti ringraziamo di che cosa, di che ospitalità in Noghe. E noi ringraziamo a voi se di un ciapazzi. E allora, dimmi Barò, tu sei nato in Noghe, sei di Noghe, di Io Biancarillo. sono nato in Oggi, sono solo 75 anni. No? Solo, così poco. Chi si mi ha dato pensava? Però, di la verità, chi è un bedrogo, tranquillo, Tutto sommato sono stato sempre bene. gente che ha gane di travagliare, di mantenere il luogo come ti si tocca, va per burro romari. Sappiamo burro romari, che quindi abbiamo avviciniamo burro a inchibi. Beati a voi. E non è cosa di poco. No, difatti. Ecco, ma dimmi anche cosa di Cabigula. Lo condimento. Il condimento è semplice. Un po' godeva, un pugno di sale, un po' di pomata, 2 rattaretti di sellaro fatto dall'osso, 2 ratti di simbro dall'osso, un rattaretto d'arado dall'aiburo e 2 ratti di basilico fatto dallo stromattese. Fatta un massetteggio e posto a imparare a beure. E da quant'è che fendi che Cabigula? Sarà un'ora e mezzo. E canto vivo? Siamo arrivati? Quasi? Vivo? Sì, no, è quasi arrivato, al massimo 2 ore. Come ti si mangia? Tranquillamente, rubiato, buono. Un pezzo di zioda, un pezzo di batata. Queste battate si fa una bomattina di rogo che penso da quella. E da roprodo? Da rodo un bel di volte si fa di burro la minestrina. E di cigioni burro? E di gigioni burro si buone fa. Con rugaggio, Trento, come ti si tocca? Soprattutto con rugaggio saldo. Una bella impizzata di gigione, bella conditi e scini burro Mi buone. piace. E tanto potremmo dire, amici di mamma Sachigna, che grazie ai nostri all'amico Costanzo, in Biancareddu sempre, stiamo facendo cose belle noi oggi in Biancareddu. Abbiamo visto già Rodrigo con Gaetano Piras, abbiamo cominciato a fare urbani con gli amici dell'associazione. Poi, Costanzo, noi abbiamo fatto un pezzaretto di buchitto e avanti con chi Cabegura siamo contenti, ma assai contenti siamo. Ti ringraziamo e ti salutiamo, ma sta prima da voi pure. Un pari. Se foste mantenendo o due sei dicendo il vero buchito, come ti possono assaggiare un buchito e imparare a beure? Allora fammi una cosa. Dica. Io ti do la mano, io grazie. E io noi da Biancareddu vi salutiamo e saluta tu pure amici di mamma Sachigna. Salutiamo pure amici di mamma Sardegna, grazie di essere giunti.
siamo durati no che abbaidemmo me, beh, rubani, rifromi di rubani fatti come ti ci tocca a rasaglia, ma tu Paola. Paola Rasso. Paola Rasso. Nada in Oghi. In Oghi, in Biancareggio. Sempre in Oghi. Sempre in Oghi, ho vissuto sempre in Oghi da minoreggia. E quindi hai sempre fatto rubani. Ho sempre fatto rubani, mamma mi ha imparato e babbo a Pisamini, a Riseti, Manzano, impara a Eggi, ho cominciato a imparare a cariare, piano piano, da poi vedi a Eggi come ti ruvaziani e mi ho fatto una piccola esperienza. E tanto io ti posso dire che sei macchina. Ah, te lo dico io. Però, e infatti, siccome ti sei macchina. Mi arrangio. Ah, ma noi se vai a vedere cosa si vende? Cos'è che è una carità di bani che sarebbe era più, non dico difficile, ma la più difficoltosa per i giovani d'oggi. E io che so che più anzianeggia. So che bisogna di imparare che sei più giovani a continuare a fare che cosa. Bene, brava. Di peggio. Brava. E da poi è pure di sano, è di sano, perché ti riconosco. Infatti. Fatto con amore, con passione. Sì. Noi abbiamo qui con Gaetano Piras, Rodrigo biologico. Sì, fa Rodrigo, buttare l'ammazzina e che Rodrigo era più genuino a poter fare rubani. Tanto tu cosa sei fatto? Non sei più parente ancora. Una base di chi simpatico che abbiamo fatto sciamani e 10 anni, fatto con 2 carità di bani. E io sto facendo una terza carità, che si chiama Ramugicato. E io avevo fatto tutto a pallini, vi faccio vedere. Travaglia che noi commenti ruvemmo, lo bunimmo a lievità, posso dire pallini, lo bonghi la farina. Lo bonghi la farina e lo bongo a lievità. Hai fatto un panetto praticamente. Un panetto. E tu sei buonetti, ma sotto che sudero cosa fai? Sotto il sudero non è venuta, ma solo appunto, e questa è la tradizione sacra, no? Per farla vedere. Lo voglio usare. Quanti ne fai? Quanti ne esci? Dipende dalla famiglia che siamo. Mi pare che oggi la famiglia varia un poco. Mi pare che siamo tanti e quindi ne abbiamo fatto. Diciamo noi pure furicchieri. Da voi vi posso vedere però, quando si rubano il ruvorro, come ti livemo una piccola incisione a crozzi, ci fa che è pure buon auguri, no? Per dare un po' di benedizione, diciamo così, dai. Da voi si ruvorro da Sisi, vediamo. E da voi però che fine fate i cubani? A si lo mangiamo. Da voi proviamo a assaggiarlo. A vedere. Accompagnato esattamente da cose di creti, no così, no? È vero. Che sono accompagnato da cose genuine, ma te sei tipo un buchetto, è tipo questa cosa che avevamo fatto prima, ci mandate a vedere a Becura. Ecco che appena, torniamo appena sopra Rubani. Anche a carità di Bani avevamo qui canzora, abbiamo fatto qualche immagine a pacchi. Anche di che vabbè, l'abbiamo detto pure che Manzano prima, quando abbiamo fatto qualche cosa con qualche colleghi due, così abbiamo qualche macchine di Rubani. Ti voglio preguntare una cosa. Tu hai detto che hai cominciato da minoreggia a rubare, ma hai cominciato a fare pani della tradizione sacra in generale. Sempre. Cioè noi in Biancareggio vi sono pure altri, diciamo così, tradizioni che vengono, no? Da altri bacchi pure della sacchigna, no? E ognuno forse, no? Pone l'esperienza sua, noi i rubaesi nostri lo facciamo così, magari confrontiamo. Le cose, uno lo fa con un tipo di madriga, noi lo facciamo con la madriga di musi di casa. Ti voglio preguntare una cosa un po' più poetica. Mamma mia. Fendi Rubani è bello. È bello in compagnia, sì. S'arregioneggia tutti quanti, no? Fa vedere tutto un pari, passa il tempo e poi ancora tu hai detto una cosa bella, genuina, come ti si tocca. A ti piace? In compagnia? In compagnia, a me è la cosa che se dai da voi. La compagnia è la cosa più bella che vi sia. E in più, va a vedere che associazione. E io mi sento più giovane quando sono in compagnia di chi è più giovane da voi. E quando va a vedere appunto, insomma, grazie a chi ha associazione, che grazie si a chi ha associazione, sì. Noi siamo contenti di chi. Sì. Tanto, abbaidami appena, fermati appena. Salutiamo in occhi, in camera. A mamma Sacchigna in occhi. La vede in camera. Sì. Saluta e si vediamo un poco, vero? Vi saluto tutti, mamma Sacchigna
E speriamo che fosse ad esempio di chi si vede trasmissioni e si fa vedere a noi buru cosa sappiamo fare, cosa abbiamo imparato. Avete visto? Avete? E non voleva far vedere. Un saluto da voi. Ci sta. Siamo arrivati in oggi a punire urbani dentro il forno e a cucinarlo e dopo se lo mangiamo siamo buoni noi che fa Silvana che aiuta noi che aiutando, no? Giusto? Sì. Cosa cominciamo a punire? Cominciamo con i guazzi, si comincia con i guazzi. Ok, dai. Allora, piano, dai, tu. Come si chicciano i guazzi? Dove? Sempre all'antica. Bene. Anche era moderna, no? Abbiamo 2 incisioni. Bene. Punimmo sopra la bara e Silvana si richiude il vorro. Ecco. Beh, anda. Oppure? Va, con una testa di tipo di bani. Hai getta appena. Hai getta che... con una testa di tipo di bani. Hai bucato un pezzo da che Per far vedere, vedi tu che ripiazzi, peggio, vedi tu che ripiazzi finaretto. Rifemo due ricuscini. Era poniamo sopra i nocchi. Poniamo ripianati, che sono più finaretto e così ne subito. Bene. 2 gozzuritti, E piano piano. Poniamo tutto canto dentro. Poniamo i gozzuritti. Bene. Che cos'è va? Che sono i gozzuritti. I gozzuritti. Che burro canto di voi che va? No, così di bocca, che sono menoreggi. Invece che sei buoni di più, avevamo detto la dintura che c'è buono un po' di più. Sì. Andava, tanto va, in oggi, Sanremo che no? E così a Romanco fermo a cucina rubani. Paola, va in oggi, se cudiamo dentro la dintura. Ne famo una va. Falla vedere in camera e da voi se la cudiamo dentro. Chi sarà dintura? Che abbiamo fatto prima con Giuliana. Cura fava, cura fagiolo, fatta fetti. Siamo in noghe su Belvedere de Lampiano, sempre a Facca, a Biancareddo, dai noghe questo luogo bello di spanto, un luogo che tutto hanno chilcato dai minoreddos e noi stataresos, gli schimos. Siamo in noghe con questi amigos dell'associazione Noghe che vaghe de cultura in Biancareddo, finalmente c'è un amico nostro Gaetano Piras che abbiamo già visto per Sudrigo. Serramo su questo piccolo di cultura, un pare a Issasa, e Gaetano, con te così, tu lo fai che in Tattareso, o in Turritano che era narra, dai, narramo finalmente al goi, di questa bella prenda, potremmo narrare prenda euro, che bestia in noi, e cominciamo su, piano piano da quest'ala, a questa parte, e teniamo su pure questo piccoletto di artigianato, narramo il goi, moderno, no? Ecosostenibile Ginara da Gaia e lo facciamo già a Savine. Tanto. Noi potremmo abbaidare urbani che avevamo fatto oggi appunto, il Tomazzano avevamo fatto urbani in pari ai signori di associazioni, da poi avevamo un po' di Occhiarizzi, avevamo Rabomatta, avevamo Ramirinzana, Costumele, perdonami, è fatto in Noghe. Avevamo Romieri, esatto, che è fatto in Noghe sempre in Biancareddo, da 2 bassoni di associazioni che sono appassionati, esatto. Per cui Giuliana
in mezzo, no? Giuliano e sanno che allenare questa cosa, ma noi l'abbiamo spento male. Silvana era sul sello. Bene. Da poi abbiamo appunto Rodrigo che si è accompagnato in tutta questa puntata. È vero, è vero. Questo proprio da canto. Non ci bisogna capito, te la diamo il fatto tutto, insomma, esatto. No? Bene. Era saltista che ha sempre accompagnato la banca. Da poi la pecora buddita che avevamo. La pecora, infatti, c'è il ve che non abbiamo visto prima che racconta appunto. Vero. Da poi il buchetto con la mussa. Bene. Che è tipico proprio di vecchia di Rasaligna. Da poi abbiamo rugaggio, raccontiamo di rugaggio, lo rigotto. Produito fatto in noghe, di questo luogo, insomma, di questo territorio potremmo andare noi. E andiamoci un po' a facca a manca i guddani. A fare vedere appunto di ridossi. Ridossi che è un tipico dossi che facciamo in Sardegna, in particolare in Norra, è fatto sempre viene condito con zucchero e mieli. E da poi abbiamo i gaggiadini, i bapassini e i ramaretti. Un pago de puro cosa può buffare, dai giù fino a ammazza caffè, come davvero, eravamo il goisi, Ruino. Certo, potremmo dire che questo è un balconetto culturale del suo prodotto territoriale, cioè dei noghe che fa che invidere questa gente che trabaglia, da questa gente bigrede, questa gente che in Biancaredo ama da questo luogo, da questo ci abbaidate che a palla nostra a sumare può fare che innamorare voi si davvero siete bravos a guerrare un pago con questo territorio che è un pago dimenticato forse e te queria narrare. Sicuramente un po' dimenticato, ma la gente che vive in Ogga secca appunto di travagliare, secca di rimanere in Ogga, in questo luogo a chi è bello, è un bello luogo. Abbiamo rumari, la terra, vi sono tanti allevatori. Sa gente finalmente che si acciappa da fare dare uno cos'altro, sa parte delle associazioni. Esatto, l'associazione che andano appunto a pigliare tutta la gente e a si arriva a travagli, laboratori. Per appunto aggregare e per mantenere sempre più unita la gente di Rurugo. E tanto cerchiamo su questo piccolo può dare di questa particolarità di questa associazione, di questa cosa che si fa, che con questo piccoletto di questa banca, di questo cestinello, ma sul fatto ma è davvero di papilo? Esatto, sono fatti di bambino, di riviste. L'artista è appunto Anna Rasso. Che è stessa, vero? Anna, sei tu, che ci ha accompagnato finalmente, si sarà facendo tutto, no? su pane e tutto. Tanto è una cosa che potremmo narrare che finalmente si no, che da questa tradizione, da questa cosa della terra, del mare, vada pure questo piccolo di cultura, questo piccolo di arte e tanto brava a questa cosa qui. Da questo piccolo di mare, di territorio, di gelo, di cosa manicareona, di gente che lavora, che vive di noi, noi di Mamma Sardegna salutiamo e tu e Bosi, che ride salutare a Mamma Sardegna? Esatto, a vedersi in Biancareddo sempre sani. E tanto salutiamo tutto a Mamma Sardegna a un'altra volta dai Biancareddo di questa puntata bella. Un saluto a tutti.
E tanto amigos de Mamma Sardigna canta il bello questo luogo. Ha servito questa gente proprio contenta di fare bidere e te vagene in un luogo che forse ma la gente non conoscia. O invece con questa puntata di Mamma Sardigna voi spuro ischide che in Lampiano bazzente e in Biancareddu bazzente che chiede amare questo luogo e s'acciappana come ha servito a manegare nessi ma finalmente a fare questa creatura che è la cultura del suo pane la cultura del suo territorio e finalmente su Drigu di questo giovane picciocco Gaetano Pirasa che è importante meda e tanto questa puntata deve essere uno simbolo per narrare che su Drigu va bisogno di su Drigu, va bisogno dell'agricoltura, va bisogno di gente che ama il suo territorio e in Biancareddu questo ha esibito con noi. A un'altra puntata di Mamma Sardigna e a non si intendere.